L'accordo di programma per il nuovo ospedale di Padova c'è, all'appello manca una firma, quella del comune, e di una nuova costruzione il sindaco Giordani e l'intera amministrazione non ne vogliono sentire parlare. Solo una settimana fa l'ultima dichiarazione del primo cittadino, ospedale sul vecchio, costa meno, le carte le sto studiando, poi andrò dal presidente della regione, il governatore non ci sta. Oggi abbiamo una situazione che è abbastanza di stallo e anche imbarazzante perché sia l'università, che è la massima realtà ed è autorevolissima come medicina, la Regione del Veneto dicono che noi dobbiamo dar corso a quello che i tecnici hanno dato come indicazione. Se il Comune cambia idea, l'importante ce lo dica ufficialmente, poi noi ci comporteremo di conseguenza. Non c'è ancora stato tra i due alcun incontro ufficiale, il governatore ha lasciato più volte le porte aperte. Il sindaco Giordani per ora si trincera dietro lo studio delle carte non ancora compiuto, ma il presidente del Veneto fa pressione. Le carte sono lì a disposizione di tutti, sono state fatte analisi rispetto al nuovo ospedale di Padova, sono stati delegati tecnici per anni per fare queste analisi, sono state valutate tutte le possibilità ed infine 9 aree.